slogan dei bambini della classe terza della scuola di Campese, vincitori del premio Primaria con il loro lavoro sul ciclo dell'acqua e sul risparmio idrico, riassume il senso e l'obiettivo del concorso La natura insegna, proposto da ETRA con lo scopo di far comprendere il complesso mondo della gestione idrica, della raccolta differenziata e dell'uso sostenibile delle risorse, nonché l'importanza della biodiversità. Siamo convinti che i ragazzi sono il nostro futuro e soprattutto sono i nostri influencer più importanti in materia ambientale, perché i bambini poi sensibilizzano i genitori, le famiglie su questi temi e quindi è importantissimo questo tipo di attività. Oggi abbiamo il progetto La natura insegna, perché è vero che la natura ci insegna a vivere. E come lo fa? Attraverso il riciclo innanzitutto del materiale dei rifiuti, come vediamo alle mie spalle, quindi materiale che potrebbe essere inquinante diventa un rifiuto, diventa una risorsa, un'opportunità. E attraverso i ragazzi molto attenti e anche molto complici riusciamo ad insegnare loro che bisogna assolutamente salvaguardare il nostro pianeta. 13 premi consegnati ad altrettante classi delle scuole di Bassano, Rossano Veneto, Campo San Piero, Limena, Piombino Dese e Fontaniva. Si sono divertiti in vari modi, ci sono i più piccolini che hanno fatto dei lavori creativi con la carta, ad esempio come la scatola dei ricordi, decorata, bellina, in cui mettere dei ricordi da lasciare in armadio e poi tra qualche anno riaprirla. Ci sono i più grandi delle scuole medie che si sono divertiti a fare plastici molto più tecnologici per far vedere come funziona una centrale idroelettrica o uno specchio parabolico per recuperare l'energia solare, quindi sempre energie rinnovabili. Poi c'è chi si è divertito a preparare dei ricettari antispreco, quindi come cucinare con avanzi del giorno prima. Premio Copertina è andato alla seconda E della scuola Parini di Campo San Piero, premio secondaria alla terza C di Limena Istituto Beato Arnaldo, premio infanzia alla scuola Gli Aquiloni di Rosà. Questo ricettario di ricette antispreco che nasce proprio da un'esigenza dei ragazzi, quindi di tanto alimenti sprecati a casa che magari vengono buttati perché pensati di scarto e invece recuperati per fare delle ricette appetibili ai più bambini, piccoli, medi, grandi, adulti, tutti quanti. Abbiamo realizzato un librone sul riciclo e la raccolta differenziata con l'aiuto dei bambini e del nostro amico Procione Netturbino.